PD vince le primarie per la corsa a Palazzo d'Orleans e candida a presidente della regione la Chinnici. La politica siciliana riorganizza le sue contromosse dopo il terremoto a Palazzo Chigi. Muore 27enne, si ribalta con l'auto sulla Mari e Monti. Tragedia anche a Sant'Agata Militello, ciclista muore dopo scontro con auto. Sbarchi a raffica, ci sono 5 morti, Lampedusa è al collasso. A Cammarata, settimana della cultura siculiana, le iniziative Città degli Sposi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Dunque, Caterina Chinnici, eurodeputata del Partito Democratico, ha vinto le primarie per la corsa a Palazzo d'Orleans in occasione delle prossime elezioni regionali. La figlia del procuratore vittima della mafia Rocco Chinnici ha ottenuto il 44,77%. Arturo Cantella. Caterina Chinnici ha vinto le primarie dell'area progressista in Sicilia e sfiderà il centrodestra come candidata alla carica di governatore alle regionali prossime. Il dato definitivo dei voti sulla piattaforma web ha visto in testa la candidata del Partito Democratico con 13.519 voti, seguita dall'esponente del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia che ne ha presi 10.068 e quello di Claudio Fava in rappresentanza del sinistra più radicale dei 100 Passi. A Gazebo hanno votato 1.400 persone, quindi la vittoria dell'europarlamentare Dem è certa. Sono state 3 settimane intensissime di incontri, dialoghi con i cittadini, i lavoratori, gli esponenti delle categorie produttive del terzo settore, i pubblici amministrazioni, i giovani. Sono state belle giornate di ascolto e di scambio, con al centro le idee, giornate dedicate al futuro della Sicilia che vogliamo progettare e realizzare. Questo quanto dichiarato dall'onorevole Caterina Chinnici, europarlamentare, che continua affermando come: ringrazio le persone che, offrendo il proprio punto di vista ed esercitando il voto, sono state protagoniste di questa esperienza collettiva di costruzione, uno spazio aperto di partecipazione al quale va dato merito anche al Partito Democratico e al campo progressista che su queste primarie presidenziali e sulla loro formula inedita hanno scommesso con coraggio. Sentiamo il punto di vista dell'onorevole Floridia. Complimenti alla Chinnici, è stato un periodo impegnativo, si è messo di mezzo anche il Covid, ma il risultato ottenuto è stato importante. Con più di 10.000 preferenze sono arrivata seconda alle primarie del campo progressista siciliano. I miei più sinceri complimenti all'onorevole Caterina Chinnici che vince queste primarie e un grande abbraccio a Claudio Fava che si classifica terzo, una sfida interessante e nuova. Sentiamo il parere di Claudio Fava. Complimenti e auguri a Caterina Chinnici, dice il deputato regionale. Daremo una mano a sfidare questa destra a patto che non ci sia il tentativo di costruire ponti strategici per aprire a pezzi di questo centrodestra. Si sta dentro questo quadro e se questo è un quadro coerente, condiviso, con una direzione di marcia precisa. Fava ribadisce no alle contaminazioni e agli allargamenti verso quanto di più opaco e antico esiste nella storia politica siciliana. La scossa di terremoto con epicentro Palazzo Chigi fa tremare la Sicilia. Alle dimissioni di Mario Draghi potrebbero seguire quelle di Nello Musumeci. Sul tavolo gli algoritmi su un possibile election day unico e sulle poltrone romane ridotte. Vediamo. Tutto sospeso quasi nella politica siciliana, trattative sotto banco, riunioni romane, incontri alla ricerca di una soluzione in un quadro nazionale sbandato dalle dimissioni del governo Draghi. Le dimissioni di Mario Draghi hanno infatti scardinato la bussola ai partiti che pensavano di poter continuare fino al 2024 il lavoro parlamentare. Le trattative per le future alleanze stanno creando un clima agostano particolarmente infuocato. Proprio nessuno poteva mai immaginare un mese di agosto normalmente balneare tra viaggi nelle isole caraibiche alla ricerca di relax e riposo in una campagna elettorale i cui temi iniziano a riscaldare i partiti. E tutto questo arriva in occasione delle imminenti elezioni regionali con un centrodestra che alla carta risulterebbe vincente ed una coalizione, quella proprio di centrodestra, frammentata e spaccata sulla scelta del nuovo governatore. Il presidente Musumeci ha convocato una giunta per spiegare ai suoi assessori
gli stessi rappresentanti dei partiti di centrodestra che osteggiano la sua riconferma, l'intenzione di possibili dimissioni collegate ad un election day con le elezioni nazionali oppure un exit strategy per trovare soluzione alla sua ricandidatura. Dall'altro lato del campo la vittoria schiacciante della Chinnici ha messo fine alle diatribe interne del centrosinistra che ritiene di poter esprimere la migliore candidatura possibile in un campo progressista e di vittoria con il sostegno dei partiti della sinistra. Intanto i leader dei partiti scaldano i motori e già da questa settimana si incontreranno per tentare una soluzione al Musumeci bis, i cui sondaggi lo danno vincente su tutta la linea e su tutti i candidati, o in alternativa un passo indietro con una compensazione robusta in alcuni seggi nazionali nelle liste di Fratelli d'Italia, dove avanza sempre più la candidatura di Stancanelli e sotto banco, per accordi diversi, la candidatura della forzista Prestigiacomo, che romperebbe gli equilibri interni della coalizione. Da parte nostra continueremo a vigilare nell'esclusivo interesse della Sicilia e dei siciliani. Un incidente stradale mortale lungo la Mare Monti in territorio di Siracusa ha provocato la morte di Gabriele Vitolo, 27 anni, originario di Palazzole Acreide. A lui è sfuggito il controllo dell'automobile e si è ribaltato. La causa del sinistro è in corso di accertamento. Inutili si sono rivelati i tentativi dei medici di salvargli la vita. Vitolo è molto conosciuto a Palazzolo Acreide anche per il suo impegno nell'allestimento dei carri allegorici in occasione delle varie edizioni del Carnevale. Tragedia a Sant'Agata Militello, ciclista 52enne muore dopo lo scontro con un'auto. C'è il servizio. La comunità di Acquedolci, in provincia di Messina, è sconvolta per la morte di un 52enne a seguito di un incidente verificatosi a Sant'Agata Militello. Il sinistro è avvenuto sul lungomare sant'agatese in contrada Giancola, alla periferia del paese, lato Messina. A perdere la vita Federico Latteri, molto conosciuto nell'Interland e in particolare ad Acquedolci, dove viveva. L'uomo viaggiava in sella a una bici che, per causa in corso di accertamento, si è scontrata con un'autovettura alla cui guida vi era una donna. Il ciclista nel violento impatto ha riportato gravi ferite e traumi diffusi. Subito è stato soccorso da alcuni passanti e residenti della zona, tra cui anche alcuni medici. Successivamente è arrivata l'ambulanza del 118 che pare sia giunta da Longi. Il 52enne è stato trasportato all'ospedale di Sant'Agata Militello per le prime cure del caso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Poco dopo i sanitari del locale nosocomio hanno accertato il decesso dell'uomo. Sul luogo della tragedia si sono recati i carabinieri che avranno il compito di accertare l'esatta dinamica del sinistro che ha turbato la comunità di Acquedolci, dove Federico Latteri era molto conosciuto. L'auto e la bici sono stati sottoposti a sequestro giudiziario. Sul posto, per rimuovere i mezzi, si è recato il soccorso ACI dei fratelli Ruberto di Acquedolci. L'ex eurodeputato agrigentino Salvatore Iacolino è il nuovo direttore amministrativo dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. La delibera è stata firmata dal direttore Alessandro Caltagirone. Iacolino subentra a Pietro Genovese e affiancherà il manager Caltagirone e il direttore sanitario Marcella Santino. Iacolino finora ha diretto la struttura amministrativa area territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ed è stato anche direttore amministrativo dell'azienda sanitaria di Siracusa. Dal 2005 al 2009 è stato direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Sbarchi a raffica, ci sono 5 morti, Lampedusa al collasso. I dettagli nel servizio di Lello Casesa. Ennesima tragedia nel Mar Mediterraneo. Il mare ha infatti consegnato 5 morti per questa sciagura, recuperati dalla Guardia Costiera italiana che li ha soccorsi in mare. Altro dramma dei 5 morti che si assommano agli arrivi nell'isola di Lampedusa e soprattutto nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove la situazione è diventata difficile. In passato il centro ha ospitato fino a 2500 ospiti, ma oggi la situazione sanitaria, ulteriormente complicata dal Covid, è al collasso. Ieri, dopo numerosi interventi delle forze dell'ordine, sono sbarcate nei porti della Calabria e della Sicilia oltre 650 persone,
intercettata a 124 miglia dal territorio italiano. I 5 morti sono stati trasferiti a Messina, il tutto avvenuto sotto il coordinamento del soccorso della Guardia Costiera italiana con l'intervento di alcuni mezzi di pattugliamento e un elicottero che dall'alto ha controllato la situazione. Nel frattempo è nuovamente al collasso l'hotspot di Lampedusa, con oltre 1300 ospiti nella struttura, sovraccarico di uomini e donne e bambini in un contesto igienico-sanitario molto precario. La nuova amministrazione comunale nell'isola dovrà affrontare questa problematica cercando di individuare soluzioni alternative per non appesantire il centro di accoglienza in un momento altissimo per la stagione turistica e soprattutto in un momento di crisi della politica italiana con le dimissioni del governo Draghi. I migranti arrivati nelle isole arrivano principalmente dalla Tunisia, dalla Libia e sono cittadini afghani, pakistani, sudanesi, nigeriani e senegalesi che con imbarcazioni piccole approdano nelle coste siciliane. In provincia di Messina, nell'arcipelago delle Eolie, nell'isola Filicuti, i carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un immigrato del Gambia di 21 anni, indagato di violenza sessuali e lesioni a danno di una turista spagnola in vacanza con la madre e le sorelle. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno sottoposto alla misura del fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto un giovane temporaneamente domiciliato nell'isola di Filicudi per motivi di lavoro. L'indagato è ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale e lesioni personali commessi in danno di una giovane turista. L'attività investigativa trae origine dalla richiesta d'aiuto della vittima, la quale, sull'isola in vacanza per qualche giorno, ha denunciato presso la stazione Carabinieri di Filicudi che nella notte tra il 20 e il 21 luglio, dopo aver partecipato ad una serata danzante in un locale, ha raccontato di essere stata costretta a subire un rapporto sessuale da parte di un uomo conosciuto poco prima. Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma, coordinati dal procuratore dottor Giuseppe Adornato e dal pubblico ministero dottoressa Dora Esposito, consistiti nell'escussione di numerose testimonianze, nel sequestro di capi d'abbigliamento ed oggetti, nonché nei risultati degli esami clinici, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e di individuare il giovane quale autore della violenza, nei cui confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza. Pertanto, a seguito della misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, i carabinieri della stazione di Filicudi hanno sottoposto a fermo per indiziato di delitto l'uomo che, ultimate le formalità di rito, con la collaborazione della motovedetta dell'Arma CC 814 Monteleone, è stato tradotto sulla terraferma e successivamente ristretto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva. Gli agenti del commissariato di Licata hanno arrestato un trentenne del posto residente in Germania per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era tornato in città in vista del suo matrimonio, ma durante una perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto 120 grammi di marijuana custodita in 2 buste di cellophane. Il trentenne è stato posto agli arresti domiciliari. A Favara tutto pronto per la 4ª festa delle eccellenze italiane in Europa. L'evento è stato presentato oggi in conferenza stampa. Arturo Cantella. Presentata stamani a Favara presso la sede della Farm Cultural Park la 4ª festa delle eccellenze italiane in Europa. Il 2023 sarà l'anno del turismo di ritorno, italiani all'estero una risorsa. L'iniziativa è stata presentata da Giuseppe Arnone della Fondazione Italiani Europa. Avviamo il cantiere della 4ª festa Eccellenze Italiane in Europa in attesa di avere gli amici emigrati di Favara e dei paesi vicini che verranno accolti dalla nostra presentazione con il sindaco di Favara, il presidente del Consiglio Comunale, il notaio Bartoli. Noi ci troviamo nella Farm Cultural Park, che è il luogo ideale dove abbiamo congegnato la 4ª festa, perché è la propulsione del ritorno alla riemersione di quello che una volta era Favara, dei 7 cortili che hanno una nuova vita attraverso le attività culturali,
che promanano da questo ambiente e soprattutto chi tornerà a Favara, dei nostri emigrati, le loro famiglie, vedranno cosa abbiamo messo in cantiere. Abbiamo messo in cantiere la storia del ritorno, dei luoghi natii. Qui ci abitavano tantissime persone che probabilmente sono state emigrate, che continuano a esserlo, ci sono i loro figli, i loro nipoti. Il turismo di ritorno è la vera ricchezza e la vera scommessa dei prossimi anni. L'Italia del Sud può risorgere se noi ripopoliamo i quartieri, le piccole città con un ritorno non solo economico, ma anche un ritorno di storia, di cultura e delle tradizioni. Se noi siamo fieri delle nostre tradizioni possiamo avere la continuazione della nostra storia, una storia millenaria fatta di arte, di cultura, di cibo, di vino. Il vino lo festeggeremo il giorno 8 al Quid, dove ci sarà il più grande sommelier europeo italiano che si chiama Carmelo Scandurra di Catania, insieme ai prodotti tipici che sono le panelle, sono i prodotti della terra, delle patate, lasciateci dalle dominazioni che ha visto protagonista la Sicilia nel corso dei 3 millenni. Noi siamo qui per ricevere anche gli amici dall'estero, accettare le loro idee, scambiarci qualche battuta e soprattutto una festa di socialità, fraternità all'insegna del buon cibo, della buona discussione e del turismo del ritorno. Ecco, in particolare qualche iniziativa, le eccellenze è riferito a cosa in particolare? Le eccellenze sono i premiati che noi avremo nei prossimi giorni, che sono distinti all'estero. Nell'arco di queste 4 edizioni abbiamo avuto tantissimi premiati, imprenditori, artisti, addirittura la prima edizione del 2017 avevamo anche la possibilità di sentire i nostri artisti, cantanti, la famiglia Vita, Dani Danubio, Massimo Ferrari dalla Svizzera, Dani Danubio dal Belgio, Toni di Napoli e altri amici che si sono cimentati in questi spettacoli musicali in Piazza Cavour. Quest'anno in forma ridotta, dopo il ritorno del maledetto Covid, facciamo questa 4ª edizione perché riteniamo che sia il collegamento ideale tra noi e l'estero, tra quello che noi vogliamo essere, dalle città dove sono partiti questi nostri concittadini e il ritorno appunto a quella che è la realtà, dentro questo magnifico esempio di rigenerazione urbana che è la Farma. Gli agenti del commissariato frontiera di Porto Empedocle hanno denunciato un 45enne del posto per l'ipotesi di reato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe più volte minacciato il titolare di una sala giochi del centro, colpevole di averlo allontanato in seguito a ripetute richieste di denaro per giocare. Il 45enne avrebbe importunato diversi clienti dell'esercizio commerciale fino all'intervento del proprietario. Quest'ultimo è stato aggredito verbalmente e minacciato. Quando sono arrivati i poliziotti del locale commissariato, l'uomo sarebbe andato in escandescenza anche con gli uomini in divisa. CGIL Agrigento, code anche di 2 ore negli uffici postali. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. La CGIL di Agrigento denuncia forte disservizi presso le poste della città con lunghe code sotto il sole. Da tempo, continua in una nota stampa la CGIL agrigentina, da troppo tempo negli uffici postali della nostra provincia è visibile un fenomeno: code infinite di cittadini, tra cui molti pensionati in attesa davanti l'ingresso, spesso sotto il sole estivo cocente, mentre pochi lavoratori impiegati devono fare sforzi enormi, visto le inevitabili tensioni che si creano per cercare di svolgere decentemente il servizio. L'arrivo della stagione estiva acuisce questa situazione già di per sé problematica. A denunciare lo stato di crisi delle poste in provincia di Agrigento sono i dirigenti sindacali della CGIL agrigentina, il segretario Alfonso Buscemi e Franco Cangemi, i quali continuano con la denuncia ricordando come i lavoratori disponibili diminuiscono a causa delle ferie estive che giustamente devono godere e quindi si allungano le file e i tempi di attesa degli utenti. Si hanno notizie che a Canicattì per pagare la bolletta bisogna aspettare anche 2 ore. C'è evidentemente un problema che riguarda l'amministrazione delle poste, che in questi ultimi anni è stato posto come la forza da parte delle organizzazioni sindacali del settore, carenza di personale. Infatti le piante organiche sono sottodimensionate rispetto al fabbisogno e quindi non in grado di rispondere alle richieste degli utenti. Una situazione che è divenuta ormai insostenibile soprattutto per i più fragili, gli anziani e i disabili.
Ci sono addirittura uffici postali che aprono un giorno sì e un giorno no, come ad esempio il villaggio Peruzzo a San Leone. Non è ammissibile che un servizio di pubblico di tale importanza venga gestito in questo modo. I rappresentanti sindacali della CGIL annunciano di avere dato richiesta a un incontro con la direzione provinciale delle Poste Italiane al fine di affrontare il problema e capire come si ci intende intervenire per porre rimedio a questa situazione non degna più di un paese civile. Un grosso incendio si è verificato a Canicattì, a Foro Boario, sul posto i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere l'incendio di rifiuti, tra cui cumuli di plastica e vetro che erano stati già prestati ed erano pronti per il trasferimento verso la discarica. Sul posto a regolamentare il traffico i vigili urbani e in ausilio i carabinieri e l'ARPA per meglio capire la natura del rogo. Agli agenti del commissariato di Canicattì spetterà il compito di provare a identificare i piromani. Sul posto anche la squadra mobile e la polizia scientifica della questura di Agrigento. A Cammarata prosegue con buon successo di partecipazione la settimana della cultura. Arturo Cantella. Continuano le manifestazioni culturali di spettacolo e di intrattenimento a Cammarata in occasione della seconda edizione della Settimana della Cultura. Nella giornata di ieri, domenica, tra i tanti eventi proposti nel ricco cartellone predisposto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Mangiapane, si è svolto un interessante spettacolo teatrale dal titolo Il tesoro di Manuk, con gli attori Salvo Traina, Davis Tagliaferro e Alessandra Silipo. La regia dello spettacolo è stata curata direttamente dal regista Salvo Traina. La Cultura 2022 qui a Cammarata. Stasera abbiamo il piacere di avere il regista Salvo Traina che ci parlerà di quello che rappresenterà questa sera insieme alla sua compagnia. Con piacere Il tesoro di Manuk. Chi è Manuk? Manuk è un giovane, giovanissimo ragazzino rom della periferia romana, ma che in realtà potrebbe essere di qualsiasi altra periferia italiana, e farà un viaggio attraverso la cultura. Sarà inizialmente un omaggio a Pierpaolo Pasolini e via via il Manuk incontrerà tanti altri autori contemporanei, anche classici. Un'occasione per cambiare se stessi e probabilmente, almeno il nostro augurio, la morale di questa favola, poter cambiare un po' il contesto in cui l'individuo vive. Così Manuk si può riscattare, un po' come anche i personaggi pasoliniani, dove c'è questo continuo rincorrere tra la vita quotidiana e quello che si vorrebbe. Non vi svelerò null'altro, questa sera ci sarà la prima e vi aspettiamo. Grazie ai due attori, io mi sono divertito, mi sono introdotto durante la corsa e quindi per così un po' il piacere di stare tutti insieme e spero vi siate divertiti. Aspetta. Allora, con Davis Tagliaferro, Salvo Traina e Silipo Alessandra. Silipo, ho detto bene allora. Alessandra, un bellissimo applauso. Alla perché sono curioso di una cosa, Salvo. Si parlava del teatro di parola, mi hai detto questo è un teatro di parola, sì è vero, ci sono anche i corpi degli attori che sono nella scena, tagliano lo spazio, lo occupano, è proprio al minimo la scenografia. Questo perché? Perché c'è un percorso da fare. Sì. Il percorso è sempre quello, non solo è un teatro di parola, ma c'è stato stasera un pubblico di parola, cioè dire un pubblico attentissimo, un pubblico evidentemente che è già pronto per un determinato tipo di teatro. E questo non bisogna dimenticarlo mai, perché evidentemente se è iniziata qualcosa in questo periodo, in questo paese, vuol dire che siamo pronti per questo genere di iniziative. E dobbiamo dare ognuno il proprio contributo. Non c'è dubbio che quando nascono queste iniziative, qui c'è Alfonso, quando mi hanno chiamato 3 mesi fa, vuoi venire volentieri, no? Cioè dire, c'è un teatro di parola da una parte, ma c'è un pubblico che è attento e quindi è desideroso. Il mio scrupolo è sempre, dobbiamo essere sempre all'altezza, dobbiamo alzare l'asticella,
sia come noi, come artisti, di chi opera nell'ambito artistico, e sia il pubblico che deve anche essere più esigente. E questo forse oggi è possibile avendo instillato in questi 2 anni, ho saputo dell'anno scorso del grande successo e quest'anno ancora continua il successo, quindi bravi, continuate in questa direzione, io nel mio piccolo ci sarò insomma. Noi ti ringraziamo. Prosegue a Siculiana la rassegna estiva di Siculiana Città degli Sposi. È stato inaugurato un percorso storico-culturale intitolato Lo Sposalizio Benedetto, Costanza e Brancaleone Doria, ovvero la storia d'amore tra Costanza e Brancaleone Doria, culminata con lo Sposalizio Benedetto a Siculiana, luogo reso magico e propizio, da qui la città degli sposi. Vediamo. Antichissima credenza che vuole benedetti dalla provvidenza i patti conclusi sulla rocca di Siculiana. Fa parte di un progetto di riqualificazione sia per quanto concerne il centro storico, quindi da un punto di vista urbanistico, ma anche da un punto di vista culturale. Vogliamo partire dalle nostre radici per costruire un nuovo sviluppo turistico che abbia proprio nelle radici la proposta turistica di qualità. Stasera è una serata straordinaria, inaugureremo le installazioni artistiche all'interno del nostro centro storico e quindi abbiamo coniugato in qualche modo la riqualificazione urbana con l'arte, e questo ci consentirà sicuramente di aprire nuovi scenari, perché accanto a questo abbiamo la Gola dell'Arte e tantissime altre iniziative, perché Siculiana ha tutte le qualità per potersi sviluppare. Naturalmente gli interventi li abbiamo già fatti sia nel Borgo Marinaro e adesso puntiamo su Torre Salsa, perché sono le 3 punte su cui noi contiamo perché davvero lo sviluppo possa diventare una realtà. Oggi è una giornata straordinaria, davvero storica, perché siamo partiti da un'idea, da una visione, e finalmente questa idea e questa visione si realizza attraverso questa serata straordinaria con un pubblico attento, e sono contento di tanta partecipazione perché ci fa ben sperare, e questo ci dice che forse questo progetto è davvero un buon progetto che può veramente rendere Siculiana città degli sposi, ma anche una cittadina da vedere e da vivere. È stato bello dare un volto a quello che sono le nostre radici, la nostra identità, che è un'identità forte che si stava perdendo, come Costanza e Brancaleone Doria, perché è quello che siamo, e ora finalmente hanno un volto e camminano insieme a noi nel centro storico. Insieme al gruppo di lavoro che ha creato Peppe Zambito il sindaco abbiamo creato questo percorso storico turistico per valorizzare alcuni scorci che erano perduti del nostro paese, appunto facendo rivivere questa storia dal primo sguardo fino alle nozze di Costanza e Brancaleone Doria. Io sono un'illustratrice, illustro libri per bambini, quindi sono nel campo dell'illustrazione da un paio di anni, e con la mia tecnica, che è la tecnica Guazzo, che è una tecnica antichissima, ho realizzato tutte le illustrazioni per poter realizzare i pannelli in scala 1:1 per poi realizzare il percorso. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. A Naro si inaugura il grande murales dedicato a Rosario Livatino. Vediamo. È stato inaugurato alla presenza delle associazioni, dei cittadini e delle autorità civili, religiose e militari, oltre che dal dirigente scolastico Vincenzo Fontana, il grande murale realizzato dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, guidati dal professor Calogero Saverio Vinciguerra, e posizionato su una delle pareti della scuola di Sant'Agostino. Una scelta questa non casuale, ma esplicitamente voluta dal sindaco Maria Grazia Brandara per il valore simbolico e didattico dell'opera, che è stata realizzata nel contesto del progetto Giovani Artisti e Committenza Pubblica, che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana. Comunque io sono una cattolica, praticante, quindi questo fatto che un beato si interfacci con il santo patrono della mia città mi emoziona non poco. Non dimentichiamo che questa è la parete di una scuola, e quindi questa simbologia di aver voluto creare, non finirò mai di ringraziare il professore Vinciguerra e i suoi ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze per aver voluto, per lasciare questi momenti, queste opere nella nostra Naro. Questo è un momento molto significativo, dicevo, per la simbologia
che ha questo dipinto che è beato e quindi chi ha fede gli si rivolge, ma chi ha fede nella giustizia gli si rivolge ugualmente. E quindi sappiamo che il beato giudice Livatino, ucciso per mano mafiosa, da lassù ci guarda, ci protegge, ma ci indica una strada. Perché è stato, come si diceva prima, credibile, perché i suoi comportamenti erano quelli di una persona corretta e che era impastato di giustizia. Io ho avuto anche la fortuna, per la verità, tutti dicono, io forse all'inizio del liceo, lui quasi alla fine, ci incrociavamo, però si vedeva già che era una persona seria e la sua serietà poi insomma l'ha potuto manifestare in questa sua voglia di battersi per la giustizia. Tutto quello che oggi vediamo nel campo dell'arte pubblica di solito è realizzato nelle periferie, quindi lo slancio dell'artista è abbastanza libero nella rappresentazione, è variegata, l'abbiamo visto, no? Lavorare in un luogo ricco di storia è più complicato perché andiamo sempre poi a misurarci con i livelli nostri e con quelli che già sono presenti. Sport, divertimento e sostenibilità Altuna Cup di Castellammare del Golfo. C'è il servizio. Abbiamo il piacere di avere anche un equipaggio straniero, un signore grandemente appassionato di mare, di barche e di pesca di nazionalità ucraina. Abbiamo qui la presenza della moglie che è anche lei un'appassionata. Mi piace tanto pescare, è il numero 8, io penso che io vincerò. L'imbarcazione che hanno a disposizione è un bellissimo yacht 40 metri, di una piccola barchetta di 40 metri con la quale stazioneranno qui nel nostro porto di Castellammare. Ci dispiace non averli potuto ospitare per ovvi motivi di dimensioni ai nostri pontili, ma ne abbiamo ospitato l'imbarcazione piccola con la quale andranno a pesca. Questa è una fase molto delicata perché si assegnano i numeri di barca e si sa, il pescatore di suo è superstizioso, quindi è la fase forse più delicata della competizione perché ogni angler pretende di avere il numero preferito attaccato alla barca e non ci resta che dirvi, speriamo che i pesci collaborino. Il secondo anno per Castellammare, l'anno scorso il meteo purtroppo non ha premiato questa perfetta organizzazione di gara, ci aspettiamo che questi equipaggi si diano battaglia sul campo ma soprattutto che vinca sempre la sportività a 360 gradi. Gli equipaggi vengono un po' da tutta Italia, io per esempio vengo da Lecce, ci sono equipaggi dalla Calabria, c'è perfino un equipaggio che viene su da Albarella, il famoso team Bob Malley, più volte campione d'Italia, insieme a tanti agguerriti equipaggi siciliani che poche volte abbiamo visto nelle finali di campionato italiano. Voglio proprio vederli in gara. Non faccio il regatante, non faccio vela, ma competo ad alta velocità nelle gare di pesca perché chi non lo sapesse, nelle gare di drifting si parte veramente a bomba a circa 35, 40 e per chi ce li ha anche 50 nodi. Contentissimo che nella mia Sicilia, perché io sono siciliano anche se tanti non lo sanno, veda finalmente tanto entusiasmo e tanta collaborazione e tanti team agguerriti. Veramente una bellissima esperienza. Un mare molto calmo, vento leggero, quindi la gara sarà assolutamente possibile. Sono 25 equipaggi, 25 imbarcazioni, ogni equipaggio è formato da 3-4 pescatori a bordo, più un giudice di barca a bordo, più il giudice di gara. Avremo la presenza costante della Croce Rossa sezione di Alcamo con una idroambulanza. Stiamo riscontrando molto interesse affinché questa manifestazione possa continuare ancora negli anni. Abbiamo una collaborazione scientifica perché i tonni verranno marcati con una marcatura ICAT che assicura una tracciabilità del tonno una volta che sarà nuovamente ripescato, dare questi dati biometrici dei tonni ad un gruppo di biologi che ne faranno studio. Questo camminare assieme il Comune di Castellammare con la Lega Navale e con la FIPSAS significa sport, tutto questo significa certamente turismo, significa far conoscere il territorio, una risonanza notevole proprio anche per la qualità dell'evento. Come Comune abbiamo anche altre collaborazioni, abbiamo fatto anche altre iniziative con la Lega Navale. Un ringraziamento particolare a tutta la Lega Navale di Castellammare che ha organizzato questa magnifica manifestazione, che non è da poco. È la prima gara che si fa in Sicilia e quindi a Castellammare. Le previsioni erano un poco non tanto favorevoli per il pesce, però c'è stato delle belle abboccate, qualche strike che ha rotto anche il pesce, deve
avere la sua libertà. Il vincitore è stato decretato perché ha preso un tonno con una, chiamiamo lenza, di 30 libbre. E il secondo, anche se il tonno era più grosso, però viene penalizzato per la lenza che è di 50 libbre. Nessuna scorrettezza, si sono comportate benissimo, provenivano anche da Roma, è andato via, ha preso l'aereo perché aveva l'aereo, questo intorno alle 18. Il primo assoluto che si classifica direttamente per il campionato italiano. Anche le altre due, il secondo e il terzo. In questo splendido golfo sarà per il prossimo anno che speriamo di poterlo portare come campionato italiano. Sono contento di aver partecipato con i miei amici, contento di averli accontentati arrivando in una posizione abbastanza gratificante. E ne parliamo l'anno prossimo. È una bella esperienza, mi sono divertito tantissimo, per me è la prima volta e sono stato accontentato con un bel pesce che ha superato addirittura la canna celasta che misurava la lunghezza massima. Sicuramente l'anno prossimo ci riproveremo, soprattutto è l'amicizia, poi la passione per il mare che ci accomuna a tutti e tre. A seguito di malattie incombente da tempo è morto il comandante della polizia provinciale di Agrigento e consigliere comunale in carica a Naro, Vincenzo Giglio, di 62 anni. Il sindaco della Fulgentissima, Maria Grazia Brandara, commenta: apprendo con sconforto della scomparsa del comandante della polizia provinciale e consigliere comunale Vincenzo Giglio. Va via una persona per bene, un avversario politico leale, un serio professionista, un uomo amato da molti per la sua gentilezza e la sua compostezza. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.